attorniato a 3 bellissime donne e un solo maschietto, io per cavalleria farei parlare il maschietto. Mi sembra democratico, anzi parliamo solo io e lei, loro li lasciamo. Loro fanno contorno. Lei si occupa di trasporti. E quindi parliamo di sicurezza del cavallo quando è in viaggio? Certamente sì. Cosa c'è da dire? Cosa c'è da dire? Allora, c'è da dire che come novità abbiamo avuto questa circolare datata 15 ottobre, emessa dal Ministero dell'Interno in congiunta col Ministero dei Trasporti, che ha messo un po' i puntini sulle i su quelle che sono le modalità di trasporto sia da parte dei privati che delle scuderie. Semplificando o complicando le cose? Direi complicando notevolmente, infatti c'è un allarmismo generale dettato dai trasporti che le scuderie o ASD o SRL sportive non possono più effettuare dei cavalli dei soci. E questo è un problema. E quello è un grosso problema, perché mentre prima il trasporto veniva effettuato direttamente dall'associazione sportiva dilettantistica col mezzo di proprietà, si poteva fare regolarmente con una licenza trasporto merci in conto proprio, oggi non si può più fare, stante a quello che dice quest'ultima circolare, ovviamente con un aggravio di spese da parte di tutti i tesserati dei circoli ippici, dai più grandi ai più piccoli. Allora io temo che siete tutte donne di legge, sbaglio? È un timore fuori, per quello lo parlo solo con lui, cioè, così almeno mi salvavo. Tra l'altro avete fatto un convegno in Fieracavalli in cui avete parlato di questo e altri temi. Lei personalmente di cosa si è occupata? Allora, io mi sono occupata un po' dell'organizzazione del convegno in sé, nel senso che il FISE Veneto mi ha chiesto, peraltro in tempi brevissimi, di organizzare un convegno. Dove il divertimento se le danno anche un... no, infatti. E devo dire che ringrazio... Quando mi hanno avvisato di intervistarmi, mica mi hanno detto no, fallo. Infatti, e devo dire che infatti ringrazio le mie colleghe, il DM Trasporti e il dottor Pozzato, perché hanno risposto tempestivamente. Il fatto di organizzare un convegno, siccome sono temi sempre noiosi, bisognava fare qualcosa di utile e su un focus sulle novità per riuscire a registrare l'orologio, come si dice, cioè in modo che gli utenti potessero essere aggiornati. Quindi io sostanzialmente ho organizzato, ho fatto un brevissimo intervento sull'obbligo di denuncia agli illeciti disciplinari, perché proprio alla luce di novità introdotte sul comportamento degli istruttori ho ritenuto fosse necessario, Quando si configura un illecito disciplinare? Quando si configura un illecito disciplinare, quando si violano, l'illecito disciplinare si divide in due, l'illecito disciplinare in senso stretto e l'illecito sportivo. L'illecito disciplinare in senso stretto è qualsiasi violazione ai regolamenti, l'esempio di scuola, regolamenti federali, una qualsiasi offesa tra tesserati a un organo federale è un illecito disciplinare. Banalmente un insulto su Facebook è anche un illecito a un tesserato e a un organo federale, è un illecito disciplinare, e è uno degli illeciti disciplinari, tra l'altro, che si configura maggiormente negli ultimi tempi. Questo è un consiglio che possiamo dare in genere, bisogna essere molto attenti a quello che si scrive su Facebook, non importa che ma la mia pagina è privata, ma la leggono soltanto gli amici, basta e avanza. Esatto. Quindi state attenti, non pensate di essere a casa, perché anche a casa se insultate una persona, ci sono 3 testimoni, siete spacciati perché di diffamazione, quindi cercate, quando scrivete, un po' di prudenza. Lei? Io mi occupo di diritto civile e mi è stato chiesto di parlare della responsabilità civile dei circoli, degli istruttori e della nuova polizza assicurativa FISE. Quindi da quella che è una causa che origina responsabilità, un danno del quale viene richiesto risarcimento e come attivare correttamente la polizza che si ha per il solo fatto di essere tesserati con la FISE, perché all'atto del tesseramento si è automaticamente assicurati. La polizza è entrata in vigore a fine 2017, quindi dal 31 dicembre 2017, dura fino al 2020, è la polizza che è in vigore adesso, ha abbassato le franchigie al di sotto del quale prima non veniva risarcito il danno, ha previsto delle polizze integrative
per assicurare una copertura maggiore dei sinistri, e quindi direi sì, ci sono delle novità, ci sono anche delle regole per attivarla correttamente. Lui si lamentava di una situazione che complica la vita, in questo caso la polizza la complica o la polizza la semplifica, ma bisogna seguire le regole. Però seguendole la semplifica. Certamente. Quindi, prendiamo una buona notizia. Prendiamola come una buona notizia. Lei fuori di buone o cattive notizie? Io potrei essere anche nelle notizie buone, se le persone si comportano bene. Io mi sono occupata del nuovo codice di comportamento degli istruttori che la federazione ha deciso di pubblicare qualche settimana fa, ritenendo essenziale mettere nero su bianco quali devono essere i limiti del comportamento degli istruttori. L'istruttore ha un ruolo fondamentale nella formazione e nell'educazione, soprattutto dei minorenni, e l'adozione di questo nuovo codice si è reso necessario purtroppo alla luce di molti fatti e molto gravi che si sono susseguiti in questi ultimi anni. Ovviamente non ti interessano nomi e cognomi neanche posti, ma per far capire che tipo di situazione. Purtroppo l'istruttore si trova molto spesso in una situazione che potremmo dire di dominanza rispetto ad un allievo, che ne subisce in qualche maniera il fascino, lo mitizza, e quindi gli allievi si innamorano spesso degli istruttori. Molto spesso, e gli istruttori, invece di avere riguardo alla loro coscienza e ad un buon comportamento che dovrebbe essere proprio di ogni persona in sé, usano ed abusano della loro posizione. Ci sono troppi casi di abusi sessuali su minori, e a leggere le sentenze sia nell'ambito della giustizia ordinaria che della giustizia sportiva si leggono di situazioni aberranti. Stiamo parlando all'interno, quindi all'interno di strutture come le scuderie, di rapporti coltivati tra istruttore e allieva, perché nello specifico la sproporzione è tra istruttore maschio e allieva femmina. I maschi, ma che ci troviamo gli istruttrici, purtroppo questa è la prevalenza. Noi maschi niente da fare. Porca miseria, che sfortuna. E dando luogo a situazioni, io cerco di sorridere, assolutamente, perché mi rendo conto la battuta invece ci sta. Il dramma è che le situazioni sono davvero molto gravi. Sono sorpreso che siano tali da creare una preoccupazione di sistema, sì, è proprio una preoccupazione diffusa, anche perché io sono convinta che siano ancora troppi casi che vengono denunciati, perché in chi è vittima molto spesso si ingenera una sorta di vergogna infondata ad andare a riferire, e ben detto alla collega dell'obbligo di denuncia di determinate situazioni, perché chi subisce, quando diventa consapevole, non sempre ha il coraggio di andare oltre, perché queste persone, che non dovrebbero nemmeno essere definite istruttori, al di là della radiazione in ambito sportivo, dovrebbero essere severamente punite per la traccia che lasciano per una vita intera. Non c'è il minimo. Assolutamente. Che ci fossero cose consenzienti lo so, perché appunto c'è questa fascinazione. Se ci fossero delle situazioni veramente rilevanti, il problema è che sono stupefatto. L'essere consenzienti quando si ha 14 anni, 15 anni, con un soggetto che di anni magari ne ha 30 di più, il limite... No, pensavo proprio grandine, devo dire la verità. Ce ne sono di molto piccole. Pensavo di molto più grandine, devo dire la verità. Sa, se una ha 18 anni ad un certo punto... La violenza può subire lo stesso, per carità. Assolutamente, assolutamente. La violenza è violenza a prescindere dall'età. Io pensavo che parlassimo di casi no, parliamo di minorenni, e quindi lei capisce che la situazione è oltremodo delicata. La cosa si complica molto. Assolutamente. Esiste anche dell'individuazione del margine tra ciò che è reato e ciò che non lo è. E se la federazione ha ritenuto necessario scriverlo, questa è la che deve far pensare, perché se si è reso necessario scrivere una cosa che ai più sembra ovvia, a me ai più sembra incredibile che sia necessario. Purtroppo non lo è, Sono stupefatto. Voi da donne cosa... Non da avvocati, no, da donne, cioè io da... Non posso che essere preoccupata, ho una bambina che monta, è piccola, molto piccola, quindi
Da donna posso anche dire che in passato, avendo fatto anch'io questo sport, essendo stata una ragazza che ha praticato lo sport, innamorata di un istruttore? No, però ho visto situazioni al limite, quindi forse anche ci si mette certe volte in situazioni non proprio trasparenti da tutte e due le parti. E bisogna anche tenere presente, secondo me, che gli istruttori in questo ambiente vivono del loro lavoro e quindi anche sicuramente una denuncia va fatta, un'indagine va fatta bene, perché vivono del lavoro che fanno. Da mamma, 30 anni dopo. Da mamma mi terrorizza il discorso. Sono scettico sulle denunce fatte 30 anni dopo. Esatto, anche concordo. 10 anni dopo, senza cattiveria, ma Concordo. io da uomo dico: ma come mi difendo? 30 anni dopo 30 come mi anni difendo? dopo. Una volta Vespa mi disse: il posto più pericoloso per un uomo è essere in ascensore da solo con una donna. Esce strappandosi la camicia, mi avviano, mi ha strappato. Tu cosa dici? Per fortuna ci sono le telecamere adesso. Negli ascensori no. Lei da donna di fronte a cosa? Io faccio lo stesso ragionamento, da mamma ovviamente la cosa è preoccupante. Dopodiché il problema è un problema che c'è, non c'è solo nell'equitazione, No. c'è in tutto il mondo sportivo. C'è anche nei tribunali. C'è anche nei tribunali. Io ho infatti. una vostra collega che mi raccontò di un episodio increscioso con un giudice, parliamoci chiaro. Infatti, credo... Se no criminalizziamo il mondo dell'equitazione, anzi semmai il fatto che ci sia questa attenzione dimostra come questo mondo voglia tutelare le sue... Esatto. Ci sono gli strumenti giusti che vanno attivati di nuovo, Quindi ancora una ne volta, parliamo, con un ma procedimento anzi, correttamente instaurato. C'è che l'ha voluto sicuramente fare. stamattina il Presidente parlava di un degrado sociale diffuso, questo probabilmente è il problema di fondo che si è infiltrato in qualunque ambiente. Noi stiamo parlando di equitazione perché qui ci troviamo, ma in qualunque contesto lavorativo o sportivo purtroppo non parliamo c'è. di quello che furono le ginnaste rumene, da quelle denunce dalla Comaneci in poi, per cui prima di lasciarla, perché so che lei ha un altro impegno, dice così, Certamente sì. ha un altro impegno, purtroppo ci deve lasciare. Allora, parlare delle preoccupazioni in questi trasporti, si trova il modo di risolverle o la legge è sbagliata? No, diciamo che il problema trasporto equide è un problema ormai radicato da anni, perché le normative che possono essere quelle che riguardano il trasporto merci, perché purtroppo a oggi in Italia il cavallo è ancora considerato merce e la figura del cavallo atleta non è ancora stata riconosciuta in toto, e l'altro regolamento che si interseca con la figura del codice della strada o regolamento del trasporto merci è il regolamento sul benessere animale durante il trasporto, ossia il regolamento europeo 1/2005. Perciò già è una norma che da applicare, da controllare per poter viaggiare in regola è complicata e bisogna seguire dei canoni molto precisi con delle direttive serie e molto ben spiegate in termini semplici. Questa circolare è una circolare un po' ambigua, la definirei così, che però penso che in un prossimo futuro si possa risolvere. Basta andare a parlare con gli interlocutori dei ministeri preposti e spiegargli quelle che sono le motivazioni dei trasporti e tornare ad effettuare i trasporti come era prima del 15 ottobre di questa circolare esplicativa. Io la ringrazio, do la linea alla nostra Roberta, un'altra donna, e temo che quando poi torniamo qui le donne siano 4. Un incubo, un incubo. Grazie Fabio che mi ripassi la linea per questo ultimo giorno qui a Fieracavalli, l'ultima volta che poi ti sentirò fino all'anno prossimo che non ci rivediamo. Io sono in compagnia di Nicoletta Bonomo, consigliere FISE Veneto, che avete già visto nelle giornate passate. Voglio sentire lei a seguito di questo convegno che si è svolto qui in Sala Puccini a Fieracavalli, un convegno molto importante che ha parlato delle novità di rilievo per circoli ippici e tecnici del settore. Si è discusso della sicurezza, di tutte le cose. Una Fieracavalli che si conclude bene, direi, Nicoletta, nel pieno della sicurezza. Sì Roberta, si conclude benissimo, è stato uno sforzo importante da parte di tutti noi, è stato uno sforzo anche da parte tua Roberta e ti ringraziamo per il lavoro eccellente che sei riuscita a fare in questi giorni.
Il convegno anche è stato un successo, hanno partecipato tantissimi istruttori, tecnici, circoli, presidenti di associazioni e tutti hanno trovato degli argomenti interessanti su cui riflettere per far sì che il nostro sport sia sempre più sicuro e svolto all'interno delle norme previste dal nostro regolamento. Quindi sì, è stata una mattinata molto intensa e interessantissima. E poi queste giornate hanno visto lo svolgersi di talk show fantastici, abbiamo parlato degli argomenti più interessanti, diversi, abbiamo coperto discipline olimpiche, non olimpiche. Come sai abbiamo avuto degli ospiti di eccezione, incredibili, e quindi siamo veramente fieri. Questa Arena Fise è stata veramente una casa aperta per tutti gli appassionati di equitazione, per gli appassionati di tutte le discipline all'interno del mondo equestre, e la nostra Fise Veneto è stata la casa di tutti gli atleti, non solo veneti ma anche di altre regioni, e questo è un onore, veramente una grandissima soddisfazione per noi. Svolge al termine così questa domenica 28 ottobre qui a Fiera Cavalli. Nicoletta ha ringraziato me, ma io ringrazio Fise Veneto e ringrazio il mio collega di studio, ormai lo posso chiamare Fabio Fioravanzi, e non dimentichiamoci dei mitici Alessandro e Italo, Rai TV. Sì Roberta, mi unisco a te nel ringraziare Rai TV, fantastico partner e nostro media partner. Grazie Italo, grazie Alessandro. Grazie a tutti voi e vi aspettiamo alla 121esima edizione di Fiera Cavalli. Per fortuna i miei timori sono andati smentiti, mi ha raggiunto un altro uomo, io la ringrazio, no, perché mi sentivo davvero drammaticamente in minoranza. Lei di cosa si è occupato in questo convegno che ha organizzato Fise? Di cosa mi sono preoccupato? Delle cose più particolari, che sono quelle dei soldi in tasca e dei problemi relativi alla gestione, relativi alla gestione e rapporto con l'amministrazione finanziaria, e quindi di tutte le connessioni, degli aggiornamenti che sono stati prodotti relativamente alle novità che sono in corso, che si stanno perpetrando nell'ambito della gestione, eccetera eccetera. Che novità buone o? Sono delle novità buone, delle interpretazioni, delle conferme fondamentalmente di quella che era la nostra impostazione, che come Comitato Veneto avevamo dato. Adesso a livello nazionale hanno preso una linea comportamentale che è coerente con quanto già facevamo, relativamente, per fare un esempio, perché dovremmo ripetere il convegno fondamentalmente, ma abbiamo parlato in particolare di alcuni aspetti, del tipo il box, la pensione dei box, che è quella forse che interessa, che in varie parti d'Italia lei considerano attività commerciali, quando in realtà, considerandole commerciali, si disconosce quella che è l'utilità del cavallo in quanto funzionale all'attività istituzionale. Senza il cavallo non si riesce a fare evidentemente lo sport equestre. Conseguentemente, se noi la consideriamo commerciale, non possiamo materialmente andare incontro a quella che è la forma agevolativa del 148 del DPR 917, il testo unico, che invece agevola l'intenzione, la ratio era quella proprio di agevolare le dinamiche e favorire quindi gli sport equestri. Poi abbiamo parlato della fatturazione elettronica, poi abbiamo parlato ancora di quella che sarà, ahimè, la pace fiscale e alcune altre opportunità che vale sempre la battuta, ma cosa mi hanno fatto di male i redditi che devo denunciarli? Effettivamente oggi quanto è facile o difficile fare impresa nel mondo equestre? Quanto è facile o difficile fare impresa? Io direi che è difficilissimo fare impresa in genere. Nel mondo equestre ancora di più, perché abbiamo delle regole che sono poco chiare, troppo relegate alla discrezionalità dei soggetti, delle persone che, benché capaci, vanno a fare le verifiche. Scarsa conoscenza di queste persone e quindi una difficoltà veramente di spiegarci di cosa stiamo parlando. Perché quando dobbiamo portare dei ragazzini sul cavallo, quando dobbiamo portare l'equitazione ai livelli che tutti conosciamo, è difficile riuscire a coniugare l'aspetto fiscale, la gestione dell'organizzazione
e i costi, perché fondamentalmente poi si traduce di doverlo ridurre in termini economici con un basso costo, il più contenuto possibile, per incentivare quello che possa essere una spalmatura a livello il più larga possibile di quelle che sono le attività sportive. Le attività equestri non sono solo d'élite, ma sono necessarie e necessità per tutte le figure, per tutte le persone, specialmente per i ragazzini, specialmente per quelli che hanno anche delle difficoltà. Allora, una cosa che pensavo prima, perché mi parlavate da mamme, ma il vostro avvicinamento al mondo equestre è avvenuto da mamme o da mazzoni? Da figlia, da nipote, cavalli in tutta la casa da quando ero piccola, e quindi è stata una scelta generazionale nella quale sono stata coinvolta a mio malgrado. È un vizio di famiglia. Lei? No, invece a me è sorta la passione da bambina. Contro tutti, mia mamma non voleva assolutamente che la figlia mi facesse male come tante mamme, e invece ha prevalso la passione. Come mamma ha paura che la figlia ci faccia male? No, io no, grazie a Dio no, ecco. Mia figlia monta i pony per il momento, poi non so se avrà la stessa passione di mamma e papà. Perché poi anche il babbo è... anche il babbo, ovviamente. Anche il babbo? No, un tennista, ho scelto un tennista. Uno sano c'è. Nel suo caso invece c'è la passione per i cavalli? C'è la passione, una passione autonoma, nata senza tradizioni familiari, è nata da me e continua tuttora. Monto poco a cavallo per mancanza di tempo, in maniera assolutamente amatoriale. Voi invece? Da figlia facevo gare, da mamma... Che gare? No, facevo salto ostacoli. Sì, anch'io da quando mi sono laureata non monto più. Ah, proprio... No, vado solo a vedere mia figlia. Basta. No, quindi lei, cavallo? Poteva anche essere un estraneo. No, sono un appassionato di cavalli, mia figlia appassionata di cavalli, monta tuttora, fa agonismo tuttora. Quindi... Agonismo? Sì. Che settore? Beh, completo. Va bene, abbiamo in mente anche il dietro le quinte delle passioni, giusto perché sono qualizzati, quindi comunque tra amanti di cavalli, pur nelle rispettive professionalità e competenze. Noi li ringraziamo per questo spazio, un grazie a parte del FIS Event e un grazie anche a voi per averci seguito. Il metodo più conveniente per far conoscere i tuoi prodotti a chi pratica l'equitazione? RideTV.it. RideTV.it offre inserimenti pubblicitari su misura, con contatti mirati e garantiti. Chiama il 335 18 29 609 o scrivi a info@ridetv.it.